Ad aprile si era presentato a casa di un'anziana padovana che viveva da sola, fingendosi un avvocato incaricato dal figlio di ritirare soldi e gioielli perché era appena stato derubato ed era rimasto senza denaro. Il truffatore aveva addirittura contattato al telefono, mentre era in casa della vittima, un uomo e una donna, suoi complici, che piangendo e dicendosi disperati avevano convinto l'anziana di essere proprio i suoi due figli in difficoltà economiche e che quel sedicente avvocato era stato mandato da loro. La donna, convinta di aiutare i figli, aveva così consegnato al malvivente qualche centinaio di euro e tutti i gioielli che aveva in casa, ricordi di una vita, per un ammontare di circa 10.000 euro. Dopo un'indagine della squadra mobile di Padova, il colpevole è stato identificato ed è stato notificato un'ordinanza di custodia cautelare mentre si trova richiuso in carcere. Si tratta di un 41enne campano con precedenti per truffa commessi in questi mesi tra le province di Padova, Verona e Brescia. Nei giorni seguenti la truffa di Padova, infatti, aveva derubato anche una 91enne veronese, sempre con la tecnica del finto avvocato. Altri due episodi gli vengono contestati sempre nella città scaligera a marzo, con due vittime ottantenni. L'uomo è responsabile anche di una truffa a Brescia.